Caccia allo scippatore che ha aggredito una donna in pieno giorno per derubarla della borsetta. La signora, 79 anni, di Treviso, stava andando a fare la spesa in sella alla sua bicicletta. In piazza Borsa ha notato un giovane di colore che la fissava. Probabilmente stava prendendo di mira la vittima dello scippo. La donna ha proseguito fino a via Risorgimento e si è avvicinata al Conad per fare la spesa. In quel momento il ragazzo, felpa rossa con cappuccio alzato, l'ha raggiunta alle spalle con il monopattino elettrico lanciato a tutta velocità. Ha afferrato la borsetta appoggiata sul cestino, spingendo in avanti l'anziana e facendola cadere rovinosamente sull'asfalto. Poi è scappato verso il Duomo. Ad assistere alla scena una giovane straniera che chiede l'elemosina davanti al supermercato. Signora non lascia, non vai via. Signora non... così. Signora. Un uomo ha cercato di rincorrere lo scippatore, altri due ragazzi hanno soccorso la donna che ha riportato nella caduta alcune escoriazioni. Sull'episodio indaga la polizia che sta analizzando anche le immagini della videosorveglianza del supermercato. Ieri sera sono passati i vigili a chiedere se avevamo le immagini esterne, se potevano estrapolare le immagini esterne e noi abbiamo dato autorizzazione a farlo. Stamattina sono arrivati quelli della polizia, la questura, e abbiamo visionato insieme la telecamera che poteva essere utile per le loro indagini e dobbiamo solo consegnare il filmato alla polizia. Una zona centralissima a 2 passi dal Duomo, più volte al centro di episodi di violenza. A neanche 100 metri da qui, in via Castelmenardo, venne ucciso dal branco Francesco Favaretto. Spesso in zona si aggirano balordi, tanto che lo scorso dicembre il titolare del supermercato decise di dare a tutte le collaboratrici lo spray al peperoncino. Non siamo sicuri la sera, perché la sera non c'è una luce, l'illuminazione sulla strada. Le ragazze hanno paura di uscire perché non devono andare anche a prendere la macchina al di fuori di quel che è il centro delle mura, perciò hanno un po' di timore. Però diciamo che ci sono giornate buone e giornate meno buone. Ecco. Eppure ieri è successo a mezzogiorno e mezzo. Eppure ieri è successo a mezzogiorno e mezzo in pieno giorno.